festeggiamo il 106esimo compleanno, che è una cosa importantissima, ma la cosa in assoluto più fondamentale di questa giornata è che finalmente torna a casa quella che è la nostra storia. Nessuno potrà mai più mettere in dubbio che quello che noi non avevamo dubbi, ma adesso nessuno potrà mai più mettere in dubbio che quello attuale è il reale calcio Padova. L'anno scorso ci siamo trovati qui per il 105esimo compleanno, eravamo un po' tristi, quest'anno invece lo festeggiamo grazie anche alla splendida vittoria della squadra di ieri e oggi faremo la consegna simbolica dello scudo dalla parte della città di Padova a tutti i tifosi, a tutti i cittadini padovani e alla squadra del calcio Padova. Sono contento per noi e per voi che questo scudo sia rientrato. Io sono sicuro che voi lo meritate. Non sono ancora sicuro se noi come società possiamo meritarlo. Faremo in modo che questo avvenga. E vi ringrazio perché questi anniversari portano giovinezza ancora, perché le generazioni cambiano, però la storia rimane. Allora portiamo avanti questa storia, stiamo tutti uniti e penso che la città di Padova debba essere orgogliosa della sua squadra e dei suoi tifosi. Grazie. E ovunque tu andrai, non ti lascerò mai, forza Padova, impazzisco per te. Quello che dovevamo fare io, Bergamini e gli altri soci, l'impegno preso davanti all'amministrazione comunale e alla città di Padova era quello di portare il calcio Padova tra i professionisti, ci siamo riusciti. L'amministrazione comunale è riuscita nell'intento di portare a casa il vecchio scudo e tutta la memorabilia, io penso che quindi questa sera possiamo essere tutti felici e contenti e dire l'amministrazione ha lavorato bene e anche la nostra società ha lavorato bene. Grazie. Io ringrazio sia voi, sia Bonetto, Bergamin e i soci che gli hanno dato una mano perché hanno fatto risorgere il calcio Padova. E come non bisogna dimenticare il sindaco e l'assessore allo sport. Grazie a tutti voi, più che altro, che siete sempre stati vicini al calcio Padova. Bravo! Allora, cari tifosi, questo è lo scudo che torna tra noi, torna al calcio Padova, torna a tutta la città e simbolicamente lo consegniamo